Porte aperte al termovalorizzatore di Trieste, ogni giovedì visite guidate gratuite offrono la possibilità di approfondire la conoscenza dell'impianto e del complessivo ciclo dei rifiuti. Il servizio è di Andrea Covre. La guida è un biologo del WWF che prima fornisce nozioni e consigli su riduzione dei rifiuti e dei consumi, riuso e riciclaggio, poi introduce i partecipanti, massimo 10 per ogni visita, all'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti gestito da Cegas APS. All'interno del termovalorizzatore si osservano da vicino le diverse fasi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, visitando la sala di controllo, quella dei gruisti, proprio sopra la fossa di scarico dei rifiuti, l'area che ospita le linee dei forni e quella con gli impianti per il trattamento dei fumi in uscita, monitorati dall'ARPA. Il termovalorizzatore di Via Caboto è attivo dal 2000, brucia i rifiuti di Trieste, Gorizia e di alcuni comuni della provincia di Udine, ma anche di comuni veneti e campani, e la ricerca continua per assicurare la piena funzionalità dell'impianto. L'impatto della crisi economica è stato infatti immediato sulla produzione di rifiuti e così anche per il termovalorizzatore triestino è diminuita la materia prima. La combustione genera energia elettrica venduta al gestore nazionale della rete con introiti importanti. L'elettricità prodotta è pari al 15% del fabbisogno complessivo della città di Trieste e la sua vendita, assicura Cegas APS, produce effetti benefici sulle bollette che senza il termovalorizzatore sarebbero ancora più salate. Durante le visite emerge anche il dualismo tra termovalorizzatore e raccolta differenziata, anche questa gestita da Cegas APS, che a Trieste è particolarmente bassa, non raggiunge il 30% del totale, ma secondo il responsabile dell'impianto non c'è contrapposizione. Non c'è un reale dualismo con la raccolta differenziata, in quanto il nostro reale antagonista sono le discariche. Basti vedere anche che le più alte percentuali di raccolta differenziata che possiamo riscontrare in Europa sono nei paesi del nord, dove sono i paesi dove possiamo trovare più inceneritori. Quindi specialmente a fare più raccolta differenziata è vero che ci toglie i rifiuti da smaltire, ma questo significa che siamo disponibili per un bacino sempre più grande.